Si preparano ad aprire i battenti le fiere di Santa Lucia di Piave, storico appuntamento per gli operatori agricoli del nord-est che quest'anno giunge alla 1350esima edizione. Una storia d'altri tempi, quella narrata dagli eventi, dagli spettacoli, dai convegni delle fiere di Santa Lucia. Una storia che da quest'anno profuma di futuro, un futuro che si preannuncia carico di novità a partire dalla neonata azienda speciale Santa Lucia Fiere, che segna una svolta gestionale volta a cogliere le opportunità dei nuovi scenari economici. Al timone dell'azienda un uomo di grande esperienza, l'ingegner Domenico Dalbò. Dal 1° ottobre del 2010 è nata questa nuova azienda speciale Fiera di Santa Lucia, che è un'azienda assimilabile alle società di capitale, con consiglio di amministrazione e con collegio sindacale, che ha come obiettivo quello di fare incontrare la domanda e l'offerta di questo territorio. Un'azienda che si preannuncia operativa fin dalla sua fondazione con un CDA a snello composto da soli 3 membri, tra i quali incontriamo Riccardo Oshumsky, vice sindaco e assessore alle fiere del comune di Santa Lucia di Piave. Finalmente siamo riusciti a raggiungere e a centrare questo obiettivo. Abbiamo dato corpo alla realizzazione dell'azienda speciale che risponde anche ai requisiti di avere il controllo del 100% del comune. Difatti l'assemblea degli azionisti è il consiglio comunale, ma che però svolge un'organizzazione e segue tutto l'anno la fiera, intesa non solo come fiera dell'agricoltura, ma come ottimizzazione e sfruttamento degli spazi espositivi che abbiamo in un confronto col mondo economico dell'intera provincia. Le fiere di Santa Lucia, che apriranno al pubblico i prossimi 11, 12 e 13 dicembre, rappresenteranno lo start-up della nuova azienda, ma gli impegni non si fermano qui. Nella nuova linea gestionale ci sono già delle priorità. La priorità di questa nuova realtà è quello di non fare solo, seppur grande, come quest'anno la 1350esima fiera di Santa Lucia, ma spalmare in tutto l'arco dell'anno altri eventi importanti e di prestigio, anche se non a livelli internazionali, ma a livelli nazionali e della regione Veneto, per essere vicini a questi territori, ma altamente tecnologici, in maniera di poter portare avanti un'economia di questo territorio. Un territorio che per posizione e esperienza accumulata nei secoli pone le fiere di Santa Lucia al centro di una nuova offerta fieristica provinciale. Abbiamo uno spazio molto ben posizionato, vicino e prossimamente anche servito da un nuovo casello autostradale, se tutto procede come abbiamo visto anche in provincia, dove c'è già il progetto della città autostrade. Quindi con delle relazioni di comunicazione interessanti al servizio di tutta la provincia di Treviso. Non resta quindi che rinnovare a tutti l'appuntamento con le fiere di Santa Lucia, dove vi aspettano agricoltura, bestiame, il comparto agroalimentare, i casari del Piave e tante novità. Il weekend del 13 dicembre a Santa Lucia di Piave. Rientriamo per un attimo in questo studio ideale, vi stiamo parlando di post-alluvione, ora ci fermiamo per la fine di questa prima parte di cronache e nella seconda parte ai nostri microfoni il vicepresidente di Regione Veneto Zorzato e poi andremo anche a sentire dei presidenti dei consorzi di bonifica delle zone alluvionate per fare un po' il punto della situazione con loro. A tra poco. 23esima mostra del Radicchio Tardivo a Martellago, dal 3 al 13 dicembre ogni giorno musica, spettacoli, intrattenimento per bambini e un ricchissimo stand gastronomico. www.promartellago.it 23esima mostra del Radicchio Tardivo a Martellago, dal 3 al 13 dicembre ogni giorno musica, spettacoli, intrattenimento per bambini e un ricchissimo stand gastronomico. www.promartellago.it Rientriamo in questo studio ideale dalla fiera Geo Oikos a Verona, dove stiamo cercando di fare uno stato dell'arte del post-alluvione in Veneto. Ora ci guardiamo insieme questo servizio di cronache trevigiane e poi i nostri microfoni per una lunga intervista. Marino Zorzato, vicepresidente di Regione Veneto, che traccia un po' la situazione e va un po' anche alla ricerca di un senso di responsabilità che a volte manca. A tra poco.
Prove tecniche di alleanza, possiamo definirlo così, il meeting voluto dagli industriali di Treviso che hanno messo attorno al tavolo, tra gli altri, il ministro del lavoro e delle politiche sociali Maurizio Sacconi, il segretario generale della CISL Raffaele Bonanni e il segretario generale della UIL Luigi Angeletti. Abbiamo avviato una stagione di confronti da qualche mese, devo dire che le discussioni stanno continuando con spirito davvero costruttivo e quindi questo convegno nasce anche da una condivisione con le organizzazioni sindacali del territorio per una progettualità che è certo impegnativa, però che può rappresentare la strada, la via per conseguire quei risultati che questo territorio si merita e che deve raggiungere già nei prossimi mesi. Imprese e lavoro alleati per competere, il titolo di un incontro che ha fatto intravedere delle novità epocali nelle relazioni industriali e nei computi salariali. In quest'ultimo caso per il ministro la strada è tracciata. Soprattutto collegare il salario ai risultati dell'impresa, fare in modo che anche i salari possano crescere, cosa possibile in un tempo di crisi o quantomeno di trasformazione, se i salari si collegano alla maggiore produttività e ai risultati dell'impresa. Per Bonanni intanto un modello per il paese potrebbe essere proprio quello veneto. Lo è già, davvero, ecco perché io sono stato molto attento sempre sul Veneto, proprio perché rappresenta un modello per noi molto congeniale. Lavoratori e imprese hanno tanti nemici in comune, non possono avere inimicizia tra di loro, possono averlo solo quando c'è da dividere il frutto, ma il frutto si divide quando si è fatto. Per il presidente di un'industria sono due le parole su cui focalizzare gli interventi: produttività e territorialità. La produttività non differisce solo da azienda a azienda, ma differisce anche da territorio a territorio, per cui noi crediamo che il nuovo modello contrattuale che ha fortemente spostato il baricentro della contrattazione a contenuto economico dal livello centrale a livello locale possa essere declinata non solo nelle singole aziende ma anche nei diversi territori dove ci sono differenze di produttività. E se le parti sociali continuano il dialogo, ecco in concreto alcune delle azioni che potrebbero presto concretizzarsi. Penso che le parti possano condividere, magari anche attraverso strumenti organizzati di cosiddetta bilateralità, tutti i servizi che riguardano il mercato del lavoro, quindi il collocamento, la buona formazione nel territorio, probabilmente anche ammortizzatori sociali integrativi, aggiuntivi rispetto a quelli di legge. Vogliamo una legge sul fisco che sgravi il lavoratore dai troppi pesi, perché oggi paga più il lavoratore che chi ha molto più di lui, e quindi bisogna pagare meno tasse. Dall'altra parte bisogna fare accordi per sfruttare al massimo gli impianti nelle aziende in modo tale da recuperare lì quella produttività che serve a fare più forti le imprese e più forti i salari dei lavoratori.